Con gli amici Alessandro Andrello, Paolo Paganin e Sandro Vidali per una operazione importante di Attive Terre. Ce la facciamo spiegare dal nostro amico Alessandro. Alessandro, cosa avete organizzato? Sì, spieghiamo anche che l'iniziativa si chiama La Bussola del Delta, è un contenitore all'interno del quale partiamo proprio in questi giorni con una bella iniziativa. Si tratta di di una visita guidata emozionale intitolata Pomposa 1000, proprio in occasione del millenario della riconsacrazione dell'abbazia di Pomposa. Con questa attività è contenuta appunto nel progetto La Bussola del Delta, che si prefigge di far conoscere agli abitanti del territorio, ma anche a visitatori e turisti, gli elementi significativi del territorio, i gioielli li chiamiamo noi del territorio, per avere coscienza di dove sono e svelando realtà che diversamente e non in questa modalità emozionale vengono poi divulgati e percepiti diffusamente. A Paolo Paganin, storico dell'arte, chiediamo il perché di questa scelta con l'abbazia di Pomposa. L'abbazia di Pomposa è inserita in un monastero importantissimo che ha avuto il suo massimo sviluppo nell'XI secolo e può vantare tre decorazioni importantissime che l'hanno resa famosa per sempre, quella del refettorio, quella dell'aula capitolare e quella naturalmente della chiesa, all'interno della chiesa. Io pregio di poterla descrivere volentieri a chi vorrà partecipare a questa bella iniziativa. Qua siamo ad Ariano, qua vicino c'è il gruppo archeologico di San Basilio. Perché Pomposa, Vidali? L'abbazia di Pomposa, al pari di Scanoboa e al pari del Museo regionale della bonifica, per me sono i tre luoghi del cuore nel Delta del Po. Quando parlo di Delta del Po, uno che fa il mio mestiere non guarda il confine veneto ed emiliano, perché da sempre insomma si è ragionato con un'area che contempla sia il territorio del Veneto che quello dell'Emilia, e non c'è dubbio che l'abbazia di Pomposa in tutto il contesto del Delta rappresenti l'edificio più importante, più significativo sotto molteplici profili, artistico, architettonico, religioso, culturale, insomma, e quindi vista che quest'anno ricorre il millenario della riconsacrazione, io mi ricordo quando ho iniziato a fare la guida a Pomposa e allora vedere... 1000 anni fa. Non 1000 anni fa, ma vedere insomma la scritta nel pavimento 1026, il millenario sembrava una cosa inarrivabile e invece anno dopo anno pian piano ci siamo avvicinati e quest'anno siamo arrivati. E visto che siamo arrivati ad un momento così significativo per la vita dell'abbazia, avendo avuto modo di conoscere il mio ex compagno di calcio, Paolo Paganin, che si era laureato con una tesi legata all'aula capitolare dell'abbazia, mi ha detto vabbè, proviamo a mettere in campo le tue conoscenze con le mie. E c'è da dire che nelle 2 o 3 uscite che già abbiamo fatto assieme, io imparo un sacco di cose da lui, mi diverto un sacco perché fare la visita guidata a Pomposa a 2 voci è molto meglio che farla da solo e quindi avere tutto l'impegno di seguire, e poi soprattutto perché la gente impara cose che non immagina. Noi questa cosa l'abbiamo rivolta principalmente alle comunità del Delta, proprio che siano emiliane, che siano venete, ma principalmente diciamo quelle venete, perché credo che molti di noi non conoscano il territorio che c'è al di là del Po, e quindi abbiamo messo a disposizione la nostra conoscenza per far conoscere appunto queste pietre sacre. L'obiettivo nostro principale è quello appunto di valorizzare il territorio, educare per la popolazione che ci abita e questa occasione ci è parsa particolarmente ghiotta in occasione di questo millenario. Mettono a disposizione la loro conoscenza e la loro disponibilità per offrire gratuitamente
la loro guida, ed è un elemento importantissimo. Difatti, per partecipare a queste iniziative chiediamo solamente un contributo che è relativo appunto al costo del biglietto, che il museo naturalmente giustamente pretende. Quindi, in piena sintonia con quanto è il focus di Attive Terre, e chiaramente in collaborazione anche con la cooperativa Delta Po Experience di Taglio di Po, e insieme è nato questo connubio che speriamo sia l'inizio di una lunga collaborazione. Ecco, ricordiamo che è cominciato in maggio, proseguono in giugno. Arriverà a novembre, e con il 22 di novembre mediamente ci sono 2 visite cadenzate, ovviamente per raggruppare gli interessati al mese, e quindi cioè un ricco calendario, ma ripeto, Pomposa 1000, il respiro del territorio l'abbiamo chiamato, è semplicemente il primo di una serie di eventi e di guide emozionali delle quali vorremmo far godere il territorio del Delta, territorio geografico e non amministrativo, quindi pensiamo sia al territorio veneto ma anche al territorio dell'Emilia Romagna.